Bene ragazzi, magicamente ci troviamo già su una cabinovia. Siamo qua in compagnia del buon Nick che oggi ci porterà in giro per i sentieri. Spiegaci un po' dove siamo, cosa andremo a fare e i vari luoghi che visiteremo. Ciao a tutti, noi ci troviamo nella Val di Zoldo, precisamente a Peco, nella cabinovia che sale al rifugio Creppe, che serve 3 linee che prendono nome dalle 3 piste che d'inverno sono le 3 piste a sci, quindi la Crystalline, la Foppe e la Lendina. 3 diversi livelli di discesa. Il dislivello andremo a eseguire ripetuto da quasi 400 metri, ma con dei rilanci che ci permetteranno poi di sentire anche fondi diversi, perché avremo sicuramente della terra con i meravigliosi aghi di pino e anche della roccia, un po' di sasso, un po' di trail. E oggi ci fermeremo qui, non ci muoveremo, poi ci sposteremo invece e andremo a fare quota. Ci porteremo allo Spitzuel che ci porta a quota 2060 metri per scendere poi in un trail meraviglioso che arriva a Fusine. Gireremo di nuovo lì e ci sposteremo poi nel versante dalla parte di Col dei Baldi, Piani di Pezzè, e gireremo con degli altri trainer. E guardate un po' che spettacolo. Questo che state vedendo adesso è il Pelmo, Monte Pelmo. Meraviglia delle meraviglie, anche chiamato il Carigon del Signor. E poi ci sposteremo nell'altro lato appena arriviamo su in alto e vedremo l'altro bellissimo meraviglioso massiccio che è il Civetta. Ottimo, dai che si parte. A dopo ragazzi. Qui abbiamo il Monte Civetta ed il Monte Pelmo. Spettacolo. Volley? Ah sì, bravo. Io Canaglia mi sono fatto malissimo, ho avuto malissimo per 2 giorni. Pronti? Entriamo subito nel bosco. Prima discesa di riscaldamento. Prendere un po' di confidenza.
Oh, che terreno! No monadis Fantolin. Vediamo se riusciamo a farlo meglio di prima. Chilometri e 3,50 di dislivello. Adesso andiamo a fare la Crystalline. Ok.
Che terreno. Oh. Bello. Oh, oh. Wow, che figata! Sono sempre i soliti 380-400 metri Di di dislivello dislivello negativo, e lo sviluppo in questo caso siamo a 2 km, quasi 3 km, 2,790, 2 km e 8. Abbiamo anche una velocità comunque massima di 49,9. Buono. Buono, tutta terra. Adesso andiamo a fare il percorso Foppe. Il fermo che bello. Sì. Allora qui c'è un attimo di rilancio adesso, una pedalata pesante da 2 minuti. Ah, ok. Scesa, entrata a sinistra e una pedalata.
Oh, oh. Che compressioni. No monadis. Oh. Bisogna anticipare bene. Radici. Allora, Ti scaldare, una delle robe difficili era evitare tutti i tuoi sassi. Ah sì? Brum, brum.